Ben ritrovati gentili amici e amiche all'ascolto, edizione del 2 maggio del nostro audiogiornale. Flash mob spontaneo in occasione della festa dei lavoratori con momenti di tensione con la polizia nella giornata di ieri in campo San Marco a San Giacomo. Sul piazzale davanti alla chiesa intorno alle 10:30, luogo da dove tradizionalmente parte il corteo del 1 maggio, si era radunata una piccola folla di oltre 100 persone che manifestavano tenendosi però a distanza l'uno dall'altro. Alla manifestazione, convocata tra gli altri da Rete Triestina, sono stati anche esposti striscioni con le scritte «Il virus uccide, il capitalismo di più» e «Reddito per tutti», e sono state criticate alcune scelte del governo che avrebbero abbandonato precari, disoccupati e lavoratori in nero, lasciati senza reddito, come riporta il volantino diffuso. Si sono verificati attimi di tensione perché alcune persone si sono rifiutate di lasciare gli striscioni a terra. Dopo alcuni minuti però la situazione è tornata tranquilla. I casi accertati positivi al Covid-19 in Friuli Venezia Giulia sono 3.041, con un incremento di 16 rispetto a ieri. I totalmente guariti sono 1.489, mentre i clinicamente guariti 143. Si registrano 5 decessi in più rispetto a ieri, che portano a 294 il numero dei morti. Lo ha comunicato dalla sede della Protezione Civile di Palmanova il vice governatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda i decessi, quello di Trieste è il territorio più colpito, con 157 casi, Udine 72, Pordenone 61, Gorizia 4. Relativamente ai casi positivi, l'area di Trieste registra 1.256 infettati, Udine 953, Pordenone 644 e Gorizia 187. A questi si somma una persona non residente in Friuli Venezia Giulia. Sono 6 pazienti che attualmente si trovano in terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti sono 131 e 978 le persone in isolamento domiciliare. Le forze dell'ordine hanno controllato nella giornata del 30 aprile in Friuli Venezia Giulia 2.861 persone, sanzionandone 62 e denunciandone 9 per false dichiarazioni. Un'altra è stata denunciata perché, benché fosse risultata positiva al Covid-19, si era allontanata dalla propria abitazione. Per altri reati sono state invece denunciate 4 persone. Inoltre 1.116 esercizi e attività commerciali controllate e 3 titolari sono stati sanzionati, 3 attività sono state chiuse. Cari vignesi, un aggiornamento sull'evoluzione legata allo sviluppo del coronavirus sul nostro territorio. Il Dipartimento di Prevenzione ci ha comunicato un'altra bella notizia, in quanto tutte le persone che erano risultate positive al test sono oggi completamente guarite. Anche la persona che aveva subito l'ultima misura della ospedalizzazione è potuta rientrare alla propria abitazione e oggi sta bene. E devo dire che questo è un grande risultato dovuto soprattutto alla professionalità, alla competenza del nostro personale sanitario, ma anche al grande senso di responsabilità che è stato manifestato dalla nostra comunità nell'aver saputo osservare scrupolosamente tutte le misure restrittive che sono state impartite dal nostro governo e dalla nostra regione e che hanno permesso di evitare il diffondersi del contagio all'interno della nostra comunità. Tuttavia, devo anche far presente che molte di queste misure restrittive permarranno perlomeno fino al 17 di maggio e non è per volontà mia, perché io sinceramente non è che mi diverta a restringere la libertà delle persone e quindi mi sento in dovere di fare anche un po' di chiarezza, perché l'ultima ordinanza che ho adottato e che mantiene la chiusura di molti luoghi pubblici all'interno del nostro territorio è meramente confermativa e riepilogativa delle misure che sono state dettate nell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato il 26 di aprile scorso. In particolare il governo ha parlato di fase 2, ma in realtà, a mio avviso, siamo ancora nella fase 1, perché sono venute meno alcune limitazioni, ma permangono molte altre. Facciamo qualche esempio. All'articolo 1, lettera A, si stabilisce che sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute, e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti, purché venga rispettato il divieto di assembramento
e il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie. In ogni caso è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza, ovvero per motivi di salute. È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Quindi permane il divieto di spostamento tra regioni, se non per comprovate esigenze lavorative di salute o per assoluta necessità, e permane comunque l'obbligo di certificazione di qualsiasi tipo di spostamento anche all'interno del territorio della regione. I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5 devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante. È fatto divieto inoltre assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena, ovvero risultati positivi al virus. È vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati. Il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera. L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera D, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro. Il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera. Le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse, quindi è il governo a disporre la chiusura delle aree attrezzate da gioco che sono anche presenti all'interno dei parchi del nostro territorio. E il sindaco dovrebbe garantire la presenza fissa delle forze dell'ordine in ciascun parco per assicurare il rispetto delle misure che sono stabilite dal governo, cosa che non è possibile e quindi il sindaco è stato costretto a chiudere l'accesso ai parchi pubblici. Non è consentito inoltre, attenzione, svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto. È consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 2 metri per l'attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività. Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. Nei predetti luoghi è sospesa ogni attività. L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno 1 metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione dei congiunti e comunque fino a un massimo di 15 persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. Sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, sono sospesi i servizi educativi, sono sospese le procedure concorsuali, sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali. E inoltre riferita, a data successiva al termine di efficacia del presente decreto, ogni altra attività convegnistica o congressuale. Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali. Fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, sono sospesi i centri culturali, i centri sociali e i centri ricreativi. Queste sono solo alcune delle misure adottate nell'ultimo provvedimento contenuto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che è di 75 pagine. Ho dovuto
nel rispetto rigoroso di queste misure, anche per evitare che poi non ci sia la conoscenza delle stesse e quindi che i nostri cittadini possano incorrere in sanzioni irrogate dalle forze dell'ordine, ad adottare l'ordinanza, con la quale si chiarisce che deve rimanere chiusa la pista ciclabile lungo Laguna Trento perché non ci sono le condizioni fisiche della stessa per garantire la distanza interpersonale di 1 metro o di 2 metri per chi fa attività sportiva. Tutte le aree da gioco inserite nei parchi pubblici sono chiuse già dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Inoltre sono chiusi anche i parchi pubblici perché non siamo in grado di garantire con l'assoluta sicurezza il rispetto delle misure stabilite dal governo relative al divieto di assembramento e al mantenimento delle distanze interpersonali. Inoltre la spiaggia è chiusa, non è possibile entrare in spiaggia perché attualmente i concessionari stanno manutentando la stessa proprio per il relativo allestimento in vista dell'apertura della stagione, quindi la movimentazione dei mezzi potrebbe portare a un ulteriore rischio per le persone che accedono all'arenile, oltre al fatto che non saremmo, come per i parchi pubblici, in grado di garantire l'assoluto rispetto delle misure che sono contenute all'interno del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. A me dispiace, purtroppo dobbiamo continuare a resistere, ma penso che l'interesse superiore che dovremmo avere tutti è quello della sicurezza, innanzitutto sanitaria, delle persone. Perché? Se malauguratamente la curva epidemica dovesse tornare ad aumentare, il governo sarà costretto a restringere nuovamente anche l'allentamento delle misure concesse con questo ultimo provvedimento e quindi la nostra stagione potrebbe essere messa a serio rischio, cosa che io non ho assolutamente voglia di correre. È tutto per quanto riguarda questa edizione, alla prossima!